Usiamo le mani praticamente per tutto. Le usiamo quando comunichiamo, le utilizziamo per lavorare, per creare, per giocare e persino per esprimere i nostri sentimenti. La nostra capacità di utilizzarla è anche alla base di un processo evolutivo che ha fortemente caratterizzato la specie umana e proprio per l'importanza che hanno e per la complessità delle funzioni che svolgono, negli ultimi anni sono nati progetti anche molto ambiziosi che con il contributo della robotica permettono di aiutare concretamente chi le ha perse o è nato con una malformazione. Diamo il benvenuto a Fanny Ficucello, professore associato di robotica presso l'Università di Napoli Federico II. Buongiorno professoressa. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Professoressa, introducendo l'argomento accennavo al fatto che esistono varie start-up pubbliche e private che stanno lavorando a progetti concettualmente diversi ma con le stesse finalità. Quello che avete sviluppato con il vostro team di ricerca, in che cosa consiste e che cos'ha di peculiare e innovativo? Esistono diversi prototipi in commercio e nei laboratori di istituti e gruppi di ricerca. Il nostro è un progetto di riabilitazione che include una mano robotica, una protesi robotica e un simulatore per la riabilitazione del paziente in realtà virtuale. La mano robotica ha molte innovazioni rispetto ai prototipi esistenti che tipicamente o sono protesi cosmetiche e quindi non hanno possibilità di non solo attuate, oppure sono attuate ma hanno la possibilità di movimenti semplici, quindi apertura e chiusura per afferrare gli oggetti. La nostra mano ha capacità di manipolazione, ossia di muovere l'oggetto all'interno della mano utilizzando soltanto il movimento delle dita. E questo avviene grazie alla presenza di sensori tattili in corrispondenza dei polpastrelli che permettono quindi di controllare finemente il movimento, grazie a un sistema di attuazione che è bioispirato. È costituito da 3 motori che conferiscono alla mano una certa destrezza che viene aumentata poi da movimenti passivi che sono ottenuti grazie alla presenza di tendini elastici. E inoltre la mano presenta un numero di componenti minimo, nel senso che ad esempio le articolazioni non sono realizzate utilizzando delle componenti aggiuntive, ma semplicemente dando una particolare forma alle falangi che sono poi tenute insieme grazie a dei tendini, dei legamenti artificiali. Solo in Italia ogni anno circa 15.000 persone perdono un arto. Le cause sono attribuibili prevalentemente a patologie vascolari, incidenti sul lavoro, incidenti stradali. Un terzo di questi traumi riguarda gli arti superiori e prevalentemente le mani. Questa tecnologia può aiutare queste persone a recuperare quelle funzionalità perse con l'amputazione? E questo è il nostro obiettivo e il nostro sogno. Per realizzare questo, il simulatore di cui la mano robotica, la protesi robotica è corredata, è fondamentale in quanto favorisce appunto il training del paziente in maniera confortevole, poiché il paziente può imparare l'utilizzo della mano anche a casa propria utilizzando il simulatore. Questo migliora l'accettabilità della tecnologia. Protesi avanzate come la nostra, che hanno molteplici capacità di movimento, richiedono un carico, quindi uno sforzo di lavoro da parte del paziente non indifferente, per cui avere l'opportunità di fare un training efficiente e appunto confortevole migliora l'accettabilità della tecnologia. La maggior parte delle protesi avanzate vengono rifiutate dal paziente stesso dopo un certo periodo. La mano ha una sua complessità e la semplicità del controllo viene anche favorita da un sistema di intelligenza artificiale che permette alla mano dei movimenti autonomi, ossia che non sono direttamente controllati dal paziente, per cui il paziente avvia il movimento e questo movimento viene poi rifinito dalla macchina, appunto utilizzando sensori e un sistema di intelligenza artificiale. Tutto questo migliora l'accettabilità della tecnologia. Professoressa, spesso i prototipi sono impeccabili dal punto di vista tecnico e risultano davvero molto efficaci. I problemi per il sistema sanitario e quindi le persone che ne dovrebbero usufruire potrebbero essere rappresentati dai costi di progettazione e realizzazione.
In sintesi, la vostra mano robotica è costosa o è accessibile per chiunque ne abbia bisogno? E l'obiettivo è proprio quello di realizzare una mano a basso costo. La mano è realizzata attraverso stampa 3D, per cui è economica. La sua realizzazione anche lo è, anche l'assemblaggio, proprio perché abbiamo ridotto il numero di componenti, per cui è facile da assemblare, tutto questo la rende più economica. Un altro aspetto che rende l'intero sistema di riabilitazione economico è appunto la presenza del simulatore. Tipicamente un paziente deve muoversi sul territorio nazionale e raggiungere centri di riabilitazione per ricevere la protesi ed imparare ad utilizzarla. Deve essere quindi seguito dal sistema sanitario nazionale per un lungo periodo. Tutto questo può essere superato grazie all'utilizzo di un simulatore che può funzionare su un qualsiasi PC, per cui il paziente può imparare l'utilizzo a casa propria, risparmiando sicuramente di tasca propria, ma anche il sistema sanitario nazionale risparmierebbe questi costi legati appunto al training del paziente, nonché al costo oggettivo della protesi robotica. C'è un momento nel quale si deve necessariamente passare da una fase teorica a una realizzativa e quindi procedere a testare l'invenzione su dei volontari. È stato difficile trovare delle persone disponibili, immagino anche compatibili con quanto avete intenzione di mettere in pratica? Devo dire con grande soddisfazione che abbiamo riscontrato molto interesse per questa tecnologia che abbiamo sviluppato sia da parte di colleghi, ma anche da parte di pazienti e soprattutto di medici e di fisioterapisti che appunto si occupano di riabilitazione. È sempre complicato testare una nuova tecnologia sui pazienti. Questo va fatto in maniera sicura e in maniera efficace e c'è tutta una parte di ricerca che riguarda appunto lo sviluppo di protocolli sperimentali che siano adatti a testare la tecnologia, quindi ad evidenziarne vantaggi e svantaggi, sottolineare ciò che c'è da migliorare, ma soprattutto farlo in maniera sicura per il paziente. Ultima domanda. Se un giorno saremmo in grado di realizzare protesi perfette, progredendo sia per quanto concerne la simbiosi uomo-macchina di cui abbiamo parlato, sia dal punto di vista estetico, in relazione ai risultati ottenuti con il derma sintetico, potremmo immaginare di sostituire i nostri organi o arti malconci e vivere, non dico sempre, ma molto più di quanto non avvenga oggi? Indubbiamente tutta la tecnologia e in particolare la robotica ha già adesso migliorato notevolmente la qualità della vita delle persone. Andiamo verso un futuro secondo me promettente per l'applicazione della robotica in medicina, quindi in chirurgia e in riabilitazione. Certamente la possibilità di realizzare degli arti artificiali che possano poi essere completamente integrati nel paziente, nel senso di diventare parte integrante di esso, per cui consentire poi anche questa comunicazione efficiente tra la parte meccanica e la parte biologica, quindi questa integrazione tra le due parti è qualcosa di molto complesso e è una sfida grande. Io sono convinta che questo accadrà. Certamente non saremo in grado di vivere per sempre grazie a una tecnologia come questa, ma avremo la possibilità di migliorare notevolmente la qualità della vita delle persone, perché perdere l'opportunità di utilizzare un arto è qualcosa che condiziona tantissimo lo svolgimento delle attività quotidiane, il lavoro e anche la vita sociale della persona, del paziente che ha appunto subito questo trauma. Professoressa, la ringrazio per il suo contributo, speriamo di riaverla ancora qui a Quasar. Grazie a voi e buona giornata a tutti.